Questi sono gli occhiali del pullman davanti alla porta, gli occhiali dell'Italia. Quindi sono molto contento di aver fatto retrocedere il Chievo, dovevamo essere noi. Prima di tutto, che bella vita cancellare i commenti della gente che... Juventini, ma non solo gli Juventini, gente che vuole solamente sfottere a cazzo. È una bella vita. Dovete ricordarvi che il mio canale è molto giovane, ci sono pochi iscritti. Quindi io posso controllare tranquillamente, non ne ho, se ne avessi 1000 con 500 commenti ad ogni... io sarebbe difficile controllare e poter cancellare così, invece siete pochi. Quindi come scrivete io puff, vi cancello, non c'è nessun problema. Chi invece vuole parlare di tattica, di tecnica, di situazioni, eccetera, eccetera, e anche di situazioni arbitrali, è il benvenuto. A proposito di situazioni arbitrali, si parla e si dice che oggi il Chievo ha tutto il diritto di protestare e di piangere e di fare la vittima. Perché Chiriches non deve tirare il pantaloncino, anche se si strattonano tutti e due ed è un episodio dubbio. Chiriches non deve tirare il pantaloncino, quello là può essere tranquillamente rigore. E mi fanno schifo i telecronisti che prima dicono non c'è niente assolutamente perché non si vedeva la strattonatura, quindi quando la regia fa inquadrare di nuovo, i telecronisti zitti perché? Perché il Napoli è più potente del Chievo. Allora i telecronisti fanno sempre il lavoro del più potente per non inimicarsi quelli là che hanno più pubblico, eccetera, eccetera. È uno schifo. E lo dico nella giornata in cui capita in favore mio. Malissimo, bisogna parlare di tutto, sempre. La tirata del pantaloncino lo devi dire tu, telecronista. Lo devi dire ad alta voce. Poi dopo guardano il VAR, poi dopo decidono, gestiscono. Bisogna parlare, bisogna dire. Altrimenti le squadre piccole soccombono e le squadre grandi diventano sempre più grandi. Non mi sta bene. Fatta questa premessa, io volevo parlare dell'idea ibrida di questa formazione che è molto interessante. Mi piacerebbe, dove lo metto? Posso metterlo da questa parte, lo metto da questa parte, la formazione, con le possibili varianti all'interno della stessa partita, perché nasce 4-4-2, con Insigne molto largo, ma chiaramente durante la partita, se Insigne avanza un po', si spostano Milik e Mertens un po' più sulla destra, e che succede? Succede che slittano poi tutti i centrocampisti, Callejon può arretrare un pochino, Fabian Ruiz diventa mezzala con Zielinski centrale o viceversa, e tutto può shiftare verso la destra con Gulam che sale di più, che appoggia, con Yusai che invece indietreggia e diventa quasi una difesa a 3. È interessante, ma dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori. Questa situazione qua, con questi giocatori si può fare e ti permette una certa elasticità. Bello, bello, molto interessante. Ed averli tutti quanti, Insigne, Mertens e Milik, ti dà più possibilità. Ora, il Napoli l'ha sbloccata su un calcio piazzato, è un episodio, quindi tutto questo discorso va in direzione Arsenal, no? Sbloccandola su un calcio piazzato, tu non sai se questa formazione è ideale per affrontare l'Arsenal, perché noi dobbiamo fare 2 gol. Ma scordatevi che possiamo mantenere questo ritmo blando, perché abbiamo giocato abbastanza fluidamente. Valerio fluido. Ma non basta, perché non era veloce e abbiamo fatto comunque pochi tiri. Di solito Sorrentino con noi è sempre il migliore in campo. Questa volta ha fatto una parata straordinaria su Callejon, ma abbiamo fatto pochi tiri in porta. Dei 3 gol che abbiamo fatto, 2 sul calcio d'angolo e un'invenzione di Milik da fuori area, che è una possibilità. Cioè, il tiro da fuori area c'è nell'idea di Ancelotti e lo dobbiamo sfruttare perché abbiamo i tiratori. Zielinski, Fabian Ruiz, Milik, Mertens, Insigne sono tutti capaci di segnare da fuori area. E di segnare se arrivano al tiro, arriviamo al tiro. Amin Younes, l'hai scartati a 2 di loro, tira, questa sindrome da Michu. Basta, tiriamo in porta, facciamo fare i portieri il loro lavoro, altrimenti se cerchiamo di arrivare sempre in porta col pallone non va bene. Quindi nel secondo tempo io ammetto di essermi addormentato un pochino, fuso orario sarà ieri sera, non lo so, ma un po' lenti, un po' troppo lenti per sperare di poter impensierire l'Arsenal se giochiamo così. Yusai non può... basta. Io farei giocare Maksimovic sulla destra, Omar qui, a scelta tua, caro Carletto, e farei riposare Yusai, perché il più in forma tra Rui e Gulam mi è sembrato leggermente in ripresa, ma comunque ancora i cross, cioè tu tieni a Milik avanti, non è arrivato un cross decente, ma strano. Comunque vabbè, era importante far retrocedere il Chievo, era importante segnare, no matter how, in qualsiasi modo, e quindi va bene così anche per il morale. Avete notato che al primo gol di Koulibaly quasi non si è esultato,
perché c'è quella rabbia, bisogna trasformare quella rabbia in energia per fare un primo tempo contro l'Arsenal importante e spaventarli. Poi se facciamo questo approccio così, il San Paolo darà una mano. Se abbiamo un approccio motion diventa complicatissima. Allan credo debba giocare, perché comunque questi qua non dico faranno contropiede, ma le folate te le devi aspettare e ti serve uno che ti blocca, che va a prendere il trequartista, insomma, o i due trequartisti che giocheranno. Quindi è importante ricordarci che avremo degli avversari che non saranno mosci come questi del Chievo, saranno tosti, saranno più veloci nelle ripartenze e ci creeranno delle difficoltà, senza alcun dubbio. Corsa scudetto riaperta. Andiamo a vincere lo scudetto e tutto è possibile. Anche questo perdere con la SPAL fa ridere, sembra quasi che lo fanno apposta perché poi devono festeggiare in casa davanti al pubblico loro. Oramai non credo più a nulla. Quando vedo certi risultati non credo più a niente. Napoli-Arsenal sarà una battaglia e spero che chiunque giochi, chiunque entri in campo dia il 200%, perché il 100% non basta. Se Isai dà il 100% non basta, Isai deve dare il 150% se vuole competere. Stesso dicasi per gli altri. Il 100% di Koulibaly magari basta, ma il 100% di Mario Rui non basta, deve dare di più. E iscrivetevi al canale, fate crescere il canale, così poi non vi posso cancellare più. Ma già fa così, perché siete cretini, siete idioti, e se volete solamente sfottere vi cancello. C'è nessun problema. Ho fatto una settimana proprio da Dio, senza dover rispondere alle vostre cagate, mi sento meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e forza Napoli sempre. Bisogna chiaramente citare il gol del Chievo. Preso un gol al 90esimo sul 3-0, mi verrebbe da dire non fa testo perché tu stacchi la spina ed è normale, la partita è finita. Però cazzo è normale, nel senso che l'abbiamo fatto anche altre volte questo discorso. La famosa frase che direbbe Allegri è un gol che fa bene perché mantiene alta la tensione. Quante volte l'abbiamo detto in questa stagione? Già troppe volte. Quindi vuol dire che il Napoli non ha imparato a tenere la spina attaccata sempre. Sicuramente non avverrà contro l'Arsenal, ci sarà la spina attaccata per 95 minuti, però perché? Su un calcio d'angolo è una situazione da fermo. Quindi in una situazione da fermo tu devi fare le marcature, devi marcarli tutti e non puoi lasciare che uno segni di testa da centro area, quasi da fuori area, perché nessuno lo marca, che segni male. È una cosa che non mi avrebbe preoccupato se non ci fossero i precedenti. Visto che ci sono i precedenti, abbiamo sempre detto fa bene perché così il Napoli impara a non staccare la spina, il Napoli non ha imparato. Quindi, male ancora. Subire quel gol, malissimo. Non mi piace e non va bene. Far fare il gol della bandiera al Chievo, no, assolutamente no. Mi fa piacere più per i tifosi del Chievo che hanno potuto fare un applauso finale per la loro retrocessione, ma no, non mi piace.